Siamo dentro in un vaso interdipendente e non possiamo chiudere gli occhi, li abbiamo chiusi già da tempo, davanti alla tragedia ambientale che stiamo vivendo. Siamo sommersi dalla plastica, usa e getta, siamo colpiti dai mutamenti climatici, vediamo che addirittura al polo si sciolgono i ghiacci e quindi bisogna che l'uomo viva o cominci a vivere in modo diverso, come insegnano tra l'altro i molti giovani che si stanno mobilitando da tempo, ma non basta in questa direzione. Lei arriva dal Padovano, però conosce questo territorio e ama questo territorio. Una zona, un'area dove la natura si fonde invece a un paesaggio che è stato modificato dall'uomo. Ecco, lei quando viene in questi territori, la sua arte, la sua ispirazione, come viene mossa? Beh, io conosco questo territorio da quando avevo 14 anni, adesso ne ho 75 e l'ho sempre amato per la dolcezza delle sue colline, che sono le stesse che sono negli sfondi della grande pittura veneta. E non trovo contraddizioni tra il lavoro dell'uomo e la dolcezza delle colline. Certamente c'è un problema di misura, di rispetto, di non invadenza, ma il fatto che l'UNESCO abbia deciso di riconoscere come patrimonio di umanità queste colline che io chiamo pettinate, lo vedrete anche in una sala, la dice lunga su questo mio amore. Insomma, è la prova che si può anche far convivere il lavoro, la presenza dell'uomo con il rispetto dell'ambiente, e non è poco. Non credo ci sia un equilibrio, o meglio l'equilibrio si trova solo con la gestione oculata del territorio. Se il cemento invade ogni parte del territorio non abbiamo scampo. Ecco perché la parola incompatibilità è scritta proprio sulla base di questa piccola terracotta. L'equilibrio è una cosa fondamentale nella gestione del mondo dove viviamo. Io spero che ci sia nel futuro più attenzione perché questa è una grande risorsa economica, non solo culturale. Come ha chiamato l'opera che è davanti a noi e che significato ha per lei? Credo che il titolo Geoflebo la dica lunga. La terra diventa sempre più arida. Questo incide anche nei grandi spostamenti migratori e la terra ha bisogno di essere nutrita dall'acqua, che manca sempre di più. Io qui ho inventato delle sorte di vasi che hanno un tubicino che va a finire sul terreno. Mi pare sia eloquente, o almeno lo spero. Sono delle teste, non dei crani, che sono colpite da questi segnali che poi trovate come stilema anche in tante altre cose, e che sono il tentativo di dire stiamo attenti di non perdere quello che c'è dentro la testa, cioè il cervello e la capacità di riflettere in modo autonomo. Vede, la tecnica, sto tirando fuori questo oggetto qua, che è un oggetto meraviglioso, è un grande ausilio per vivere meglio, pensiamo alla medicina. Pur tuttavia, la tecnica, se usata in un certo modo, anziché diventare un aiuto, può diventare anche un pericolo per la nostra autonomia mentale. Diventiamo tutti uguali, perdiamo memoria, non sappiamo chi siamo, da dove veniamo, dove stiamo andando. Quindi un monito per l'umanità. Non mi sento in grado di avere l'autorevolezza di lanciare moniti. Io spero che quelli che vedono questi oggetti fatti di terra, un materiale poverissimo, sviluppino ragionamenti per conto proprio, specialmente i giovani, ma non solo i giovani.